Buongiorno, ben ritrovati con questo nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura. Più volte ci siamo occupati di quelle che sono le sfide che da qui in avanti l'agricoltura europea, nazionale, veneta l'attendono. In particolare abbiamo parlato di quella che sarà la prossima programmazione 2021-2027, abbiamo parlato anche del Green Deal, questa per un'Europa più sostenibile. Quindi grandi temi all'orizzonte, come quello dei cambiamenti climatici, della sostenibilità in particolare, sostenibilità economica, ambientale, sociale. Ecco, all'interno di questo importante quadro si sviluppa un argomento che è molto interessante a mio modo di vedere, che è quello legato alla problematica del corretto equilibrio del carbonio nei suoli. Per parlare di questo abbiamo con noi il dottor Giustino Mezzalira, che è direttore della sezione ricerca e gestioni agroforestali di Veneto Agricoltura. Abbiamo già avuto con noi altre volte un esperto di tematiche ambientali, forestali, agronomiche e quant'altro. Grazie Giustino per essere qui con noi oggi. Quindi il carbonio nel suolo, ma innanzitutto inquadriamo l'argomento. Cosa vuol dire carbonio nel suolo? Quando parliamo di carbonio nel suolo stiamo parlando prima di tutto della quella che normalmente chiamiamo la sostanza organica, quindi quella componente fondamentale di qualsiasi suolo, una piccola frazione, perché può essere solo qualche percento del peso o del volume totale dei nostri terreni, ma essenziale per la vita dei nostri terreni. Diciamo che il mondo agricolo e più in generale il mondo agricolo, forestale, eccetera, eccetera, ha sempre dato grande importanza al carbonio come elemento di fertilità. Tutti sanno, lo si impara a scuola, che senza la sostanza organica nel terreno non potremo fare agricoltura come la conosciamo. Per carità, possiamo fare agricoltura anche senza suolo, ma quello è un altro paio di maniche, ecco. Adesso da un po' di tempo ci siamo accorti che quello stesso carbonio è un elemento veramente importante anche su un altro fronte, che è quello del contrasto ai cambiamenti climatici, quindi la mitigazione climatica, quindi quello che il contributo che l'agricoltura può dare al tema più generale del far fronte a questo che è considerato ormai il problema numero uno a livello planetario, fare qualcosa per evitare che la temperatura media del nostro pianeta salga oltre la fatidica soglia del più 1,5 gradi, massimo più 2 gradi rispetto a quelle che erano la temperatura che eravamo abituati ad avere nel mondo così come l'abbiamo conosciuto. Poi in realtà dovremmo parlare di concentrazione di gas a effetto serra, ma questo magari è un altro argomento. Quindi anche i suoli contribuiscono a combattere i cambiamenti climatici. Ecco, più che anche direi che i suoli. Ecco, e qui cominciamo ad avere delle affermazioni molto importanti. Sì. Ricordo per esempio che la COP21, la conferenza delle parti della Convenzione internazionale per la lotta ai cambiamenti climatici, dice esplicitamente a Parigi nel 2015 l'agricoltura potrà dare un contributo decisivo alle politiche di mitigazione climatica, perché l'agricoltura, governando una parte importante delle terre emerse, ricordiamoci che noi abbiamo direttamente nelle nostre mani come attività agricola circa, se pensiamo ai seminativi, circa il 10% della superficie delle terre emerse, e quindi lì dove noi direttamente agiamo con le piante che coltiviamo, oppure guardando un po' in modo più allargato anche tutte le superfici a pascolo, se guardiamo in modo ancora più allargato le superfici forestali, quindi tutte quelle superfici delle terre emerse del nostro pianeta dove noi agiamo direttamente, possiamo pilotare la fotosintesi. E siccome la fotosintesi è l'unico processo che noi oggi conosciamo che è in grado di sottrarre all'atmosfera terrestre l'anidride carbonica che è stata emessa, e qui dopo dobbiamo metterci d'accordo da quando, quella che ci interessa è quella che abbiamo emesso sostanzialmente negli ultimi 200 anni, cioè da quando è iniziata la rivoluzione industriale, quindi da quando abbiamo cominciato ad estrarre dal sottosuolo petrolio, carbone, gas naturale e ad emettere una quota sempre maggiore di gas ad effetto serra. Ecco, la fotosintesi è l'unica attività che noi possiamo in parte controllare che è in grado di funzionare come una pompa inversa, cioè prendere l'anidride carbonica dall'atmosfera, trasformarla in sostanza organica e poi noi questa sostanza organica la possiamo in qualche parte, in qualche modo trasferire al suolo come parte organica dei nostri terreni. Ecco, quindi a questo punto entra in gioco invece l'agricoltura, il suo importante ruolo, sì.
e quindi possiamo parlare di quali sono le strategie da mettere in campo affinché l'agricoltura svolga fino in fondo questo importante ruolo. Si è svolto a Verona, in occasione della recente fiera agricola, un importante convegno promosso da Veneto Agricoltura proprio su questo tema, e sono state 3 poi le strategie che sono state messe sul tavolo e portate proprio anche con degli esempi di buone prassi per realizzare questo, ovvero l'agricoltura conservativa, l'agroforestazione e la valorizzazione delle risorse organiche derivanti anche dai sottoprodotti agricoli. Vediamo di prenderle una ad una queste 3 strategie, chiamiamole così. Partiamo dall'agricoltura conservativa. Sì, l'agricoltura conservativa ne abbiamo già parlato in altre anche trasmissioni qui della nostra Radio Veneto Agricoltura. L'agricoltura conservativa sostanzialmente nell'immaginario collettivo è quella che riguarda soprattutto il fatto di lavorare il meno possibile il suolo agricolo, quindi o non lavorazione o minima lavorazione, con tutte una serie poi di altre attività collaterali, per esempio quella delle rotazioni agrarie, del mantenere il suolo costantemente coperto da vegetazione, eccetera. Adesso non entriamo nel merito di questo, però diciamo che qui nel Veneto abbiamo una serie ormai solida di prove, in particolare Veneto Agricoltura ha presentato recentemente una sua pubblicazione che riassume 8 anni di lavoro fatto con vari progetti sia europei che anche a finanziamento locale, che hanno usato abbondantemente le superfici delle nostre aziende agricole pilota e dimostrative. In sostanza quello che abbiamo dimostrato con questi studi è che noi possiamo almeno rallentare la perdita di sostanza organica, perché detta in parole povere, ogni qualvolta noi lavoriamo il suolo, soprattutto quando c'è l'aratura, l'inversione dei diversi strati, portiamo a contatto con l'ossigeno atmosferico abbondantemente, a contatto con l'ossigeno atmosferico la sostanza organica che stava negli stati più profondi, e qui avviene una ossidazione, una respirazione, e quindi inevitabilmente ogni volta che noi ariamo perdiamo una parte della sostanza organica. Una buona attività agricola come quella che si faceva un tempo quando c'era il bestiame dappertutto con molta sostanza organica era in grado di reintegrare, invece oggi purtroppo abbiamo molto separato l'allevamento dai seminativi, per esempio, quindi in molti contesti non abbiamo più questa reintegra continua di sostanza organica in forme piuttosto stabili come era quella del letame, eccetera. Quindi abbiamo visto che ci sono dei percorsi che ci permettono di almeno rallentare o addirittura fermare. Quello che però fino adesso mancava era la possibilità di aggiungere ulteriore carbonio al suolo. E l'agroforestazione invece? L'agroforestazione invece comincia ad andare un passo più in là. Agroforestazione vuol dire mescolare intimamente tra loro colture legnose, sia agricole che forestali, con i seminativi o con i pascoli, ed è qualcosa che fino a 50-70 anni fa era onnipresente nel nostro territorio e che invece negli ultimi decenni anche qui, dopo la rivoluzione verde, abbiamo separato gli alberi da una parte, i seminativi dall'altra, i pascoli dall'altra parte ancora, e quindi non abbiamo più un paesaggio agrario come se lo ricordavano i nostri nonni, dove ovunque in campagna avevamo una grande abbondanza di alberi. Ecco, gli studi recenti, tra i quali ricordo tutti alcuni grossi progetti europei come Ag4World, di cui Veneto Agricoltura fra l'altro è stata partner, hanno mostrato che se noi torniamo a mescolare in modo molto razionale, ovviamente, non così alla carlona, gli alberi all'interno delle nostre superfici agricole, possiamo da un lato aumentare la capacità fotosintetica complessiva del sistema, perché è un po' come se noi aggiungessimo una nuova superficie agricola che è data dalla chioma degli alberi, che solo in parte sottrae capacità fotosintetica a quello che gli sta attorno e sotto, tant'è che abbiamo degli indicatori che ci mostrano che una superficie agroforestale è nettamente superiore ad una normale superficie agricola come capacità di fotosintesi. Ma la cosa molto importante è che una parte rilevante di quello che viene fissato dagli alberi finisce in qualcosa di estremamente stabile, che è il legno, che può essere il legno degli apparati radicali profondi nel suolo, il legno dei tronchi o il legno delle chiome. E per tutti e 3 questi pezzi dell'albero noi possiamo avere dei percorsi di tipo conservativo che permettono quindi di stoccare per un lungo periodo il carbonio che è stato sintetizzato. Sì. Poi abbiamo l'ultimo percorso, che è quello della valorizzazione delle risorse organiche, derivante anche dai sottoprodotti agricoli. Certo. 2 parole su questo che poi andiamo a chiudere. Qui ci sono due piste, diciamo. Una è quella che tutti conosciamo come produzione di biogas,
questa ha un significato in termini di aumento del carbonio nel suolo se è associata alla prima iniziativa, cioè quella di un'agricoltura conservativa con una intensificazione ecologica. Il fatto per esempio di avere sempre il suolo coperto vuol dire che io posso immaginare di fare 2 raccolti all'anno fondamentali, uno per il mercato e uno per il suolo, invece che fare il normale sovescio che poi integro nel suolo con tutta una serie di problemi che abbiamo anche ben evidenziato. Questo secondo prodotto lo posso digerire attraverso i digestori, e il digestato che proviene dalla digestione anaerobica di queste biomasse lo posso poi incorporare nel suolo, e questo avviene in forme fra l'altro che assomigliano per certi aspetti a quelle del vecchio letame, quindi fissiamo più l'anidride carbonica e in quota parte la trasferiamo al suolo attraverso delle pratiche di tipo conservativo. La seconda strada, forse meno nota, è quella della produzione del biochar, e questo riguarda in particolare, non solo, ma in particolare le biomasse legnose. Quindi torno a quello che dicevo prima, la chioma di quegli alberi del sistema agroforestale. Se noi invece che mandarli a combustione, per esempio facendo del cippato che poi brucio in un impianto di riscaldamento domestico o di teleriscaldamento, attraverso un processo pirolitico ottengo del carbone vegetale, ecco, la caratteristica di questo carbone vegetale è di essere estremamente, come si dice, recalcitrante, cioè è difficilissimo poi degradarlo ulteriormente, non c'è più niente di buono che funghi, batteri, altri organismi possano degradare, quindi resta lì stabile per lungo periodo. Ci sono degli interessantissimi studi che mostrano che se io mescolo il digestato solido che viene dagli impianti a biogassa con dei sottoprodotti, con il char, col biochar che deriva dalle biomasse soprattutto legnose, posso ottenere un prodotto che fra l'altro è stato anche già registrato col nome di Combi, che ha una serie di interazioni molto interessanti, perché il carbonio per esempio del biochar assorbe i nutrienti, e quindi io riesco a portare al suolo qualcosa di molto bilanciato in termini di nutrizione delle piante, e il suolo stesso diventa il luogo finale di destinazione di una parte importante di quella fotosintesi. Quindi, arrivando a chiudere il discorso del carbonio nel suolo, oggi abbiamo delle prospettive di avere dei sistemi agricoli molto più efficienti di quelli che abbiamo visto fino ad oggi, che sono in grado veramente di prendersi una parte del carbonio finito in atmosfera e trasferirlo in quell'enorme magazzino, sink, come si dice in termine tecnico, pozzo del carbonio, che sono i nostri terreni agricoli. I terreni e il suolo. Ringraziamo il dottor Giustino Mezzalira che si è fatto un quadro veramente molto esauriente e chiaro. Ricordiamo però, prima di chiudere, che su questi 3 percorsi Veneto Agricoltura nel corso del 2020 organizzerà una serie di corsi di formazione nell'ambito del programma di sviluppo rurale, quindi con la regione del Veneto. Quindi gli interessati possono contattarci e sapere quando inizieranno questi corsi. Grazie ancora, un saluto a tutti e un arrivederci alla prossima settimana.